premia tutti i campionati, premia le coppe disciplina che ci tengo particolarmente e poi premiamo 5 premi speciali a 5 personaggi che si sono particolarmente distinti durante la stagione sportiva. E se l'Udinese deve ancora attendere 90 minuti per tirare la linea della sua stagione, il mondo della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia, ha chiuso i battenti e nella mattinata di sabato al Blue Energy Stadium ha celebrato la conclusione dell'annata sportiva alla presenza di tantissimi esponenti delle società, un'occasione per premiare tutti i vincitori dei campionati dagli under 14 in su, ma anche per celebrare personalità di spicco, i vincitori delle coppe disciplina, ma anche delle coppe dono che premiano le società più impegnate nel corso dell'anno sportivo sul fronte della donazione del sangue. Sì, abbiamo stipulato un paio di anni fa questa convenzione con l'Associazione Friulana Donatori di Sangue e abbiamo premiato lo scorso anno alcune società, quest'anno lo rifaremo ed è per noi motivo di grande orgoglio capire che anche nel mondo del dilettantismo sportivo esistono queste sensibilità che aiutano a vivere meglio. È stato un orgoglio per l'Udinese abbracciare tutti i protagonisti del calcio dilettantistico in quel nuovo stadio che da quando è stato costruito è sempre stato inteso come la casa degli sportivi friulani. Sì, a noi fa sempre estremamente piacere, c'è questa grande collaborazione e quindi questo momento è anche un coronamento della collaborazione che c'è sempre stata, a cominciare col presidente Hermes Canciani e insomma tra Udinese e tutto questo mondo che è il nostro mondo. Poterli ospitare qui e fare in modo che queste premiazioni vengono proprio realizzate in questo stadio che abbiamo sempre detto essere la casa di tutti gli sportivi, ma soprattutto va detto un grande grazie ai presidenti e a tutti i dirigenti che mantengono con la loro passione, con i loro sacrifici e con la loro dedizione viva una passione nel calcio di base trasmettendo quelli che sono i valori più puri. Ed è davvero bello poter vivere questo evento qui proprio allo stadio in maniera tale che ci possa essere una totale comunione di intenti come di fatto è, grazie anche alla collaborazione che abbiamo con la Federcalcio regionale, col presidente Canciani, col quale ogni anno poniamo in essere tante iniziative.